Continua per tutto il mese a Trieste la campagna informativa di Gas Naturale che ha allestito nel capoluogo giuliano dei banchetti per illustrare ai cittadini il progetto per la costruzione del rigassificatore nel Golfo di Trieste. L'iniziativa però è stata contestata dagli ambientalisti e dal Movimento 5 Stelle che oggi hanno tenuto un presidio nei pressi di un gazebo. Il servizio. Questo è uno dei gazebo allestiti da Gas Natural per illustrare ai cittadini i dettagli del progetto che prevede la costruzione del rigassificatore a Zaule. Un messaggio di trasparenza con tanto di opuscoli informativi, questionari e anche un sito internet dove è possibile vedere nel dettaglio il progetto. I numeri parlano chiaro, benefici occupazionali con 1500 lavoratori previsti in 3 anni di costruzione, ma anche industriale, economico, ambientale e sociale. Però le cifre non convincono alcuni ambientalisti e il Movimento 5 Stelle che stamane hanno tenuto un presidio davanti al banchetto di Gas Natural. Ma i ragazzi dello stand non possono parlare con la stampa, anche se però hanno risposto alle domande dei cittadini. Sono studenti, sono stagisti, preparati a rispondere a domande semplici dei cittadini e soprattutto a dire che qui è tutto bello, abbiamo lavoro, acque pulite e sarà il beneficio per tutti quanti. Purtroppo non è così e lo abbiamo già dimostrato, è inutile confrontarsi con loro, avremmo bisogno della Gas Natural per confrontarsi e fare domande specifiche direttamente a loro, ma sono da anni che si nascondono. Quando si scende nel dettaglio è chiaro che i ragazzi che sono al gazebo non possono dare delle risposte. Il confronto deve avvenire nel dettaglio, soprattutto con le persone che hanno seguito il progetto dal 2005 ad oggi. In 7 anni non c'è stato un confronto pubblico serio. Diversa l'opinione dell'onorevole Megna, ex sottosegretario all'ambiente, che aveva seguito il progetto e che si affida al parere positivo degli esperti. Quando ci sono commissioni di valutazione, quando il percorso e l'iter è stato compiuto perfettamente e chi è tecnicamente preposto a darmi quelle risposte mi dà risposte in senso positivo, allora io posso dare il sì. Intanto la prossima settimana il sindaco di Trieste Cosolini, come anticipato al sindaco di Capodistria Popovic nel loro primo incontro ufficiale, invierà al Premier Monti una lettera sottoscritta anche dagli altri enti locali per ribadire le loro perplessità sul progetto. Sia io che il sindaco Popovic siamo consapevoli come la questione della diversificazione energetica sia una grande questione per il futuro anche delle nostre comunità, quindi non c'è una ostilità ai rigassificatori, c'è un'obiezione motivata a quel progetto tecnologico abbastanza obsoleto ormai, per di più ubicato in quella situazione particolarmente critica, di questo bisogna tener conto. E come abbiamo sentito, uno dei temi del primo incontro tra i sindaci di Capodistria, Trieste, Popovic e Cosolini è stato proprio quello dei rigassificatori, ma nel corso del colloquio si è parlato di un'ampia collaborazione in diversi settori. Sentiamo ancora il sindaco Cosolini al microfono di Silvia Sterni. È un incontro da subito molto diretto e molto cordiale. Il sindaco Popovic è una persona dinamica, aperta e spigliata, quindi non c'è stata nessuna formalità, siamo entrati subito nel merito delle questioni che ci stavano più a cuore, ovvero come implementare la collaborazione fra le due città e attorno alle due città, direi anche coinvolgendo gli altri comuni sia da parte slovena che da parte italiana in un'ottica di sempre maggiore integrazione nei campi culturale, turistico, delle infrastrutture, dei progetti. Abbiamo deciso proprio di dedicare le prossime settimane un lavoro di un paio di tecnici, uno per amministrazione, proprio per vedere come questi buoni propositi possano diventare da subito, come nelle intenzioni di tutti e due, cose concrete.